ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. Il paternese Ignazio La Russa è stato eletto presidente del Senato. Il senatore di Fratelli d'Italia con 116 voti ha raggiunto il quorum superando i 104 voti che erano sufficienti per l'elezione. 65 le schede bianche, mentre 2 voti sono andati a Liliana Segre che presiede la seduta e 2 a Calderoli. Per Forza Italia hanno partecipato al voto solo Berlusconi e Casellati. E ancora politica, il 37% delle leggi approvate dall'Assemblea siciliana nei 5 anni della legislatura che sta per chiudersi sono state impugnate. Lo stop del Consiglio dei Ministri è arrivato per 47 leggi sulle 122 varate tra il 2018 e il 2022 sotto il governo di Nello Musumeci, e quanto emerge dal prospetto elaborato dall'Ufficio del Commissariato dello Stato per la Regione siciliana aggiornato al 10 ottobre. L'annus horribilis è stato quello in corso, ben il 65% delle leggi non ha passato il vaglio del Consiglio dei Ministri, con 9 provvedimenti su 14 finiti davanti alla Corte Costituzionale. La situazione a Trapani a causa del maltempo è grave. La Protezione Civile regionale comunica che la pioggia intensa di queste ore ha causato diversi allagamenti nel territorio. I mezzi dei volontari sono già al lavoro. La situazione più critica si registra in località Salina Grande. È stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco in un'abitazione della strada Marcanzotta per soccorrere una famiglia rimasta bloccata al suo interno. Stanno arrivando nel trapanese squadre dei pompieri da Palermo, Caltanissetta e un mezzo anfibio da Catania. Si stanno allertando anche gli elicotteri che dovrebbero partire non appena le condizioni meteo saranno favorevoli. È in chiusura l'arresto di un 33enne di Messina accusato di essere l'autore dell'esplosione di ben 6 colpi calibro 7,65 di 2 abitazioni del quartiere Giostra e di un'auto. L'uomo, rinchiuso nel carcere di Gazzi, dovrà rispondere di danneggiamento a mezzo arma da fuoco e detenzione e porto abusivo di armi comuni da sparo. È tutto per questa edizione, il TG Flash ritorna alle ore 20. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.